Tornare in Sardegna è sempre un piacere, tanto è ricca questa terra di scorci affascinanti, sia per gli amanti dei paesaggi di mare, sia per gli appassionati di quelli di terra, come quelli del Golfo di Orosei, visitati da Paolo e Silvia in questo viaggio. Dopo un'escursione nel parco di Sugo Lugone, è infatti possibile scendere lungo la costa, come preferisce fare Paolo, percorrendo un sentiero impervio per poi farsi abbracciare dalle onde. È normale in Sardegna scoprire durante una nuotata una grotta, vero monumento naturale che caratterizza l'isola. Per chi invece, come Silvia, preferisce spingersi in auto sulle colline, è possibile visitare gli originali antichi ovili, assaggiando anche il celebre porcetto, ospitati dai pastori con cura e simpatia. Nel frattempo, Paolo ha deciso di imbarcarsi e farsi guidare da un vecchio marinaio alla scoperta degli scorci più belli. Tra questi, la grotta del Bue Marino, rifugio fino a 30 anni fa delle foche monache, oggi estinte. One golden dawn, one summer night, with nothing left to say, we let the dream begin. It was carried on the wind, and it wandered away. One golden sky, one spark of light, forever will remain. And the song of the storm brought us close. In ogni grotta si possono invece vedere sormi di rondine di mare, che trovano questi luoghi perfetti per nidificare. Bellissime sono le calette, dai nomi fantasiosi inventati dai pescatori, che diversi anni fa affascinarono anche la regista Lina Wertmüller, che scelse queste spiagge per girare Travolti da un insolito destino con Giancarlo Giannini. Ecco poi la più celebre spiaggia del Mediterraneo, Cala Luna, con un arenile di quasi 700 metri ed una distesa d'acqua di colore verde intenso, particolarmente affascinante. È il fondale sabbioso presente in alcune spiagge a regalare all'isola il fascino cromatico che la distingue, presente anche all'interno di questa grotta, che trae luce proprio dal fondo. If love can never die, I'm not afraid to fly, but how far must I fall? Suggestivo anche questo anfratto, con la collina che pare cadervi sopra a picco ed una sorta di finestra che permette ai naviganti di affacciarsi sul paesaggio sovrastante. It's the look in your eyes, it's the moon on the rise, it's the sound of the heart that you break. Gone is the dark of night, call on the early glow, send down the birds of love that circle us below.
Per chi ama passare la giornata nelle particolari spiagge sarde, è possibile usufruire di un servizio di trasporto che sbarca direttamente il turista in questi piccoli angoli di paradiso. Tell me why you always forgive the things I do to you. You're too good, or am I not too bad? Those 6 years were the best that ever happened to me and you. No regrets after all this fear. We'll always be best friends, something between you and me. We'll always be. Dopo aver dato un'ultima occhiata dall'alto, è interessante visitare la Costa Verde, a sud della Sardegna. Un incontro affascinante e troppo breve, da rivivere sicuramente alla prima occasione. Come scrisse David Herbert Lawrence negli anni '20, questa terra non assomiglia ad alcun altro luogo. La Sardegna è un'altra cosa, incantevole spazio intorno e distanza da viaggiare, nulla di finito, nulla di definitivo. È come la libertà stessa.